Ancora lui, senza ombra di dubbio. Simone Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple. Il 29enne comasco dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha vinto la gara assoluta di heptathlon ai campionati italiani indoor svoltisi nel weekend a Padova. È il suo quinto titolo tricolore indoor dopo quelli conquistati sempre a Padova nel 2014, 15, 17 e 18. Per lui un risultato di 5.752 punti che rappresenta la quarta prestazione della carriera. Molto bene, l'unica pecca è stato il salto in alto, però fisicamente sto bene, organicamente anche, mentalmente pure. Vediamo se riusciamo a trovare un altro heptathlon, speriamo di averne sia la forza che l'energia per riprovarci, per cui speriamo di guadagnare quei 60 punti che mi mancano per gli 8.000. Argento per il compagno di squadra Andrea Petazzi, bronzo per Stephen Asamoah. Quarto assoluto Michele Brini dell'Atletica Imola Sacmi Avis che con 4.994 punti conquista l'oro nella categoria promesse. Secondo Alessio Comel, terzo il vicentino Leonardo Giacometti dell'Atletica Nevi. Diciamo che io sono più portato per le outdoor perché comunque ho delle gare forti all'aperto che indoor non ci sono e quindi l'obiettivo è fare almeno una gara internazionale con la nazionale outdoor e poi fare dei bei campionati italiani. La seconda giornata dei tricolori di prove multiple è stata anche nobilitata da 3 primati italiani giovanili. Miglior prestazione italiana di categoria per Larissa Iapichino dell'Atletica Firenze Marathon nel pentathlon allieve. La figlia di Fiona May e Gianni Iapichino ha realizzato 3.929 punti, superando il primato italiano stabilito nel 2018, sempre a Padova, da Veronica Besana. Argento per la stessa Besana, bronzo per l'ancora quindicenne veneziana Greta Brugnolo. Sono molto contenta perché è stata veramente una bellissima gara. Ci siamo un po' scannate a vicenda, noi prime 4, e mi sono divertita tantissimo. Sono un po' dispiaciuta magari per qualche specialità che non è andata proprio secondo i piani, però sono contentissima del risultato. Quest'anno avevo anche in mente di fare i 400 ostacoli, oltre ai 100 ostacoli a lungo, quindi per ora continuiamo questo bis e poi vedremo. Altro record italiano per Dario Dester nell'heptathlon juniores con 5.489 punti. Miglior prestazione italiana di categoria infine per il padovano Lorenzo Pezzolato delle Fiamme Oro, giunto a 3.747 punti nel pentathlon allievi. Argento per Andrea Caiani e terza piazza per Davide Lorusso. Sono partito con un 8,36 negli ostacoli, poi sono andato al salto in lungo 6,51 personale. 13,31 al peso, pensavo molto di più, poi è arrivato l'alto 2 metri e non ci credo. E adesso ho appena finito con un 2,59 nei 1000 e non ci credo neanche ancora. Multiple per sempre. E vediamo come va questo decathlon outdoor, vediamo se arriva magari qualcosa di ancora più soddisfacente come una maglietta italiana e adesso si può sognare. Nella prima giornata, cioè sabato 26 gennaio, Sveva Gerevini ha vinto il campionato italiano di prove multiple realizzando 3.904 punti nel pentathlon, nuovo record personale. Per Gerevini si tratta del primo titolo italiano indoor nel pentathlon, il terzo in totale dopo 3 vittorie ottenute nell'heptathlon. L'anno scorso non ho potuto gareggiare a causa di un infortunio, un'operazione alla caviglia. Quest'anno sono tornata, ho fatto dei buoni tempi sia sugli ostacoli, poi ho fatto il personale nel lungo proprio oggi. Il peso ho tentennato un pochino, però alla fine sono riuscita a tirare fuori buona prestazione, 11,84. Quindi personale indoor, non personale outdoor perché ho circa mezzo metro in più. Però nel complesso oggi avrei sperato di fare i 4.000 punti. Per un po' la condizione generale, ho iniziato a lavorare, un po' l'insieme non me l'ha permesso. Però sono molto soddisfatta comunque del risultato. Argento per la non ancora 18enne Sara Chiaratti e bronzo per la 20enne Gloria Gollin di Atletica Vicentina con 3.697 punti. Quest'ultima si è laureata campionessa italiana promesse davanti a Virginia Calabrò e Sofia Montagna. Molto bene, non me l'aspettavo, sono partita insomma non come speravo, però sono comunque soddisfatta perché nell'alto ho fatto il mio, nel peso avevo un obiettivo, sono riuscita a raggiungerlo, nel lungo in questo periodo non andava molto bene, ma comunque sono riuscita a fare una misura che mi permettesse di arrivare in ottime posizioni e l'8 l'ho gestito molto bene. A Sara Chiaratti è andato invece il titolo italiano juniores davanti a Marta Giovannini
e Scilla Benussi. Sono contenta abbastanza molto perché sono arrivata prima, prima tra le junior e seconda classifica generale assolute e ho fatto delle buone gare, direi molto buone, e a parte l'alto che non ero molto sicura nei salti e non ho dato il massimo, però non importa, nel senso tutto il resto è andato bene, ho fatto 3 personali su 5, quindi buono. Sono contenta di quello che sto facendo, ecco.